Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, ancora tanta cronaca ed è sempre cronaca nera a tenere banco. Andiamo subito in diretta a Preganziol, dove un uomo ha tenuto in ostaggio la compagna tutta la notte in un'abitazione che poi è stata liberata dall'intervento dei reparti speciali dei ROS. Andiamo subito da Daniela Sizia. A te, Daniela. Buongiorno direttore, ci troviamo proprio qui, la palazzina in questione è questa qui gialla alle mie spalle. La signora dovrebbe vivere al secondo piano, le notizie sono ancora frammentarie, stiamo aspettando poi notizie più approfondite da parte dei carabinieri. Questa zona qui alle 10 di sera è stata completamente bloccata, tutta la via è stata bloccata, nessuno poteva più passare. Cosa è successo? Un uomo che probabilmente armato ha tenuto in ostaggio la compagna per tutta la notte e minacciava di ucciderla. Sono arrivati qua ovviamente numerose pattuglie dei carabinieri, sono arrivati qua anche le pattuglie dei ROS per cercare di liberare la donna, che è stata liberata questa mattina alle 7. Siamo con il sindaco di Preganziol. Sindaco, una vicenda gravissima questa, storie che non volevo neanche mai raccontare. Sì, certo, situazioni private davvero particolari, critiche, che però poi hanno ripercussioni anche fuori, perché come si diceva è stata bloccata comunque una zona per il pericolo che c'era. Le informazioni sono poche e i dettagli anche, perché c'è assoluta riservatezza su tutte le informazioni. E niente, speriamo che la cosa si componga quanto prima e il pericolo sembra comunque essere rientrato. Questa è una zona tranquilla? Sì, solitamente qui davvero, insomma, le segnalazioni che arrivano qualche volta sono su qualche buca sulla strada o qualche lampione che non funziona, null'altro. Segnalazioni o avvertimenti delle criticità da qui non erano arrivati. Ecco sindaco, non vogliamo metterla in difficoltà, ma di questa famiglia lei sa qualcosa? Non posso dire nulla, abbiamo poche informazioni e quelle che ho devo purtroppo attualmente tenerle totalmente riservate. Ecco, come vedi ovviamente ci saranno indagini in corso, direttore, perché ancora è tutto da ricostruire quello che è accaduto, anche il perché sia accaduto, anche se si parla di problemi sentimentali nella coppia, probabilmente la donna che aveva qualche risentimento, voleva probabilmente lasciare il compagno. Questo ancora è tutto da stabilire e da accertare dai carabinieri. Sappiamo, come ti ho detto, che la zona tutta questa è stata completamente bloccata, addirittura ci diceva un residente che doveva tornare a casa e ha dovuto andare a dormire da un parente perché qui non lasciavano passare nessuno, proprio perché questa persona era armata. E questo è per ora qui da Preganziol. Fra l'altro proprio questa mattina siamo andati nel carcere di Treviso, dove si è svolta invece l'udienza, l'interrogatorio di garanzia di Sandro Levac, il presunto autista della banda che aveva assaltato la famiglia e ferito il figlio della famiglia Cavallino Treporti. E ripercorriamo intanto quello che è accaduto, la cattura e quello che è accaduto ieri, nella giornata di ieri, con l'arresto proprio di Levac. Rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Candelù Maserata la notte stessa dell'irruzione a Casa Biondo a Cavallino Treporti, sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria e condotto in carcere a Santa Bona in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sandro Levac, nomade, 55 anni, è sospettato di essere l'autista della banda che in via Pordelio domenica sera ha tentato di compiere una rapina a mano armata, andandosene a mani vuote per l'istintiva reazione dei padroni di casa, non prima di aver sparato a una gamba ad Alberto Biondo e aver colpito la testa con il calcio della pistola il papà Maurizio. I lettori di targa hanno rilevato l'Opel Astra intestata a Levac a poca distanza dalla casa del colpo. A una rotonda a 50 metri dall'abitazione dei Biondo avrebbe fatto scendere i complici, ma il suo difensore, l'avvocato Andrea Zambon, parla di ricostruzione erronea. Questa è una ricostruzione sfornita di ogni riscontro, nel senso che dagli atti di indagine, almeno per quanto io ho visionato, non vi è nessun elemento che possa comprovare questa ricostruzione. La presenza di Levac nella zona di Caballaring è tuttavia fuori di dubbio. Un testimone ha segnalato al 112 di aver visto una persona agitarsi in un bar all'arrivo dell'elisoccorso, intervenuto per trasportare d'urgenza Alberto Biondo all'ospedale di Mestre. L'individuo sarebbe fuggito proprio a bordo della medesima Opel Astra,
vettura preceduta da una Lancia Delta rubata a Cavallino con cui potrebbero essersi defilati gli altri componenti della banda. Il difensore non smentisce che il 55enne si trovasse quella sera proprio a Cavallino. Lui era andato per esigenze personali, domani lo spiegherà il giudice, comunque aveva delle ragioni oggettive per recarsi lì, non era la prima volta che lo faceva, era stato tante volte e domani lo spiegherà il giudice. Possiamo definirli motivi familiari, ecco sì. Davanti al magistrato dunque Levac parlerà per chiarire, secondo il legale, che lui con la tentata rapina non c'entra nulla. Nella sua abitazione sono stati sequestrati, oltre alla macchina, anche dei telefoni cellulari. Non depongono a suo favore i precedenti per estorsione, furti aggravati e truffe, ma per il difensore si tratta di questioni di poco spessore. Per quanto ne so io non ha mai fatto nulla di grave, quindi non sono reati, diciamo, che si possono ipotizzare per il Levac questi qua. Eppure per gli inquirenti il quadro a suo carico è supportato da gravi indizi. Il 55enne è dunque accusato di rapina aggravata in concorso, ma il suo legale si spinge a dire: siamo tranquilli, non abbiamo nulla da temere. Mi opporrò anche alla convalida perché non vi sono i presupposti assolutamente per questo fermo di polizia giudiziaria, tantomeno vi sono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari che sono state chieste dal pubblico ministero. Ed ora invece sentiamo la reazione proprio della famiglia di Cavallino Treporti. Insomma, sappiamo che sta meglio, ma dovrà essere rioperato il figlio che è stato colpito alla gamba. Sentiamo quindi la famiglia. Mi fa sentire un po' più tranquillo, perché almeno speriamo che prendano anche gli altri. È un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'Arma dei Carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone. Se da una parte c'è un sospiro di sollievo e la speranza che vengano presi anche gli altri banditi, dall'altra per la famiglia Biondo è cambiato molto dopo domenica sera, quando i tre sono entrati incappucciati nella loro abitazione di Cavallino, aggredendo il papà Maurizio che aveva tentato di bloccarli e sparando alla gamba del figlio Alberto. Il 33enne campione di bodybuilding ora ricoverato nell'ospedale di San Donà di Piave, dove subirà un secondo intervento. Dormiamo fino a quasi alla mattina in divano, tutti e due. Mia moglie va in camera, ma dopo quando comincia a fare luce ora andiamo a letto, perché ogni rumore, ogni minimo rumore mi sembra di rivivere quell'incubo. I suoi genitori? I miei genitori stanno avendo adesso, capendo un po' di più cosa è successo, perché la prima sera proprio non si sono resi conto cosa era successo. Anche il fratello di Alberto, che quella sera non era in casa, vive nella paura. Non mi sento più tranquillo come ero prima e la sera è, diciamo, una situazione molto molto difficile per noi. E poi c'è Alberto, che ha subito lo sparo solo in ospedale, che rivive l'incubo di quella sera. In ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto. Noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo, invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. E andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da circa 3 anni i carabinieri hanno la possibilità di visionare direttamente le telecamere e quindi di avere accesso diretto in tempo reale, e così anche altri comuni. Questa possibilità, questa funzione è molto importante per le indagini di tutti i reati e quindi noi veramente continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza, che oltretutto è anche un deterrente.
Ecco direttore, fra l'altro proprio pochi minuti fa è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha riportato a casa la signora che è stata sequestrata per tutta la notte in pratica, perché la liberazione è arrivata questa mattina intorno alle 7 quando hanno fatto irruzione i carabinieri del ROS e hanno fermato ed arrestato l'uomo. Quindi poco fa la donna è stata riportata a casa. Ecco, questa è la notizia che vi possiamo dare in questo momento. Ecco Daniela, intanto grazie molte, perché vedo sui giornali locali non c'è nemmeno una riga sui giornali, sulle prime pagine online, quindi stiamo dando un fatto avvenuto nella notte in esclusiva. Hai qualche altro dettaglio su quest'uomo armato, se si tratta di un italiano, di uno straniero, se il motivo, ecco, come accennavi prima, può essere stata la fine di una relazione? Guarda, i vicini ci dicevano che è una coppia che litigava spesso e che probabilmente l'intento della signora probabilmente era quello di andare via, di lasciarlo. Ci dicono i vicini che ovviamente stanno cercando anche di mantenere un po' il riservo di questa questione che è strettamente familiare. Per quanto riguarda invece ieri sera, una vicina ci diceva che ha sentito le urla della signora e quindi hanno detto chiamate urgentemente i carabinieri. Evidentemente lite grossa, violenta, che non era la prima volta, come ci dicevano i vicini, che loro sentivano. E quando sono arrivati qua i carabinieri, lui si era già barricato in casa e non voleva uscire, la moglie era dentro, per cui sono stati momenti veramente di apprensione grossi, anche perché appunto, come ci dicevano, armati. Fra l'altro, da quello che abbiamo visto noi adesso che sono andati via i carabinieri, abbiamo visto portare via delle custodie, quindi probabilmente hanno portato via delle armi in questo momento e ovviamente tutta la zona è stata chiusa proprio per il pericolo che questa persona magari potesse uscire, magari mettersi a sparare, per cui davvero questa zona, che è, come diceva il sindaco, una zona tranquilla, è stata chiusa da ieri sera alle 11 fino a questa mattina alle 7, fino a quando i ROS non sono entrati e non hanno liberato la donna. Daniela, grazie molte. Chiedici la linea se dovessi avere delle novità. Grazie molte Daniela Sizzia. L'operatore chi è? Alberto Pivetta, il nostro operatore, con questo collegamento in diretta. Complimenti agli uomini del ROS che hanno fatto irruzione in questo appartamento dopo evidentemente una lunga trattativa nella notte. Sono riusciti ad evitare il peggio, perché in queste circostanze può accadere di tutto. Ci collegheremo più tardi con Ilaria Marchiori da Mestre per l'accoltellamento di un ventenne nel parco Aiez. Sarebbero state 2 persone ad aggredirlo. Il giovane è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove versa in gravissime condizioni, è stato operato alla testa. Intanto andiamo a Padova. È iniziato ieri il processo nei confronti di Diletta Miatello, l'ex vigilessa che massacrò i genitori il giorno di Santo Stefano del 2022 a San Martino di Lupari. A poco più di un anno di distanza dal terribile massacro è iniziato ieri a Padova, di fronte alla Corte d'Assise, il processo nei confronti di Diletta Miatello, la 52enne ex vigilessa di San Martino di Lupari, accusata di aver ucciso gli anziani genitori la notte del 26 dicembre del 2022. La madre, Mariangela Sarto, di 84 anni, era stata trovata morta dissanguata in camera da letto, massacrata di colpi. Il padre, Giorgio Miatello, 89 anni, invece era stato ferito con dei cocci al capo. Dopo un ricovero in rianimazione e la lunga degenza in ospedale non si è più ripreso ed è morto nel febbraio del 2023. In tutto, durante il processo verranno ascoltati 27 testimoni scelti dalla pubblica accusa e dagli avvocati che difendono la 52enne, rinchiusa attualmente nel carcere di Verona. Sono state calendarizzate 5 udienze. La sorella di Diletta Miatello, Chiara, si è costituita parte civile, così come sua figlia. Il giudice si è riservato di decidere l'eventuale perizia psichiatrica nei confronti dell'ex vigilessa.
I rapporti tra Diletta e i genitori erano tesi per le sue continue richieste di denaro. Il corpo senza vita di Mariangela Sarto e quello agonizzante di suo marito Giorgio Miatello erano stati scoperti il 27 dicembre. Diletta aveva negato l'accesso in casa alla badante. Dopo il delitto era scappata e si era rifugiata in una pensione a Romano de Zelino. Solo verso l'ora di pranzo, quando l'altra figlia, Chiara, era entrata nella casa di San Martino di Lupari, si era scoperto l'orrore. Diletta Miatello non ha mai confessato il delitto. La prossima udienza del processo è prevista per il 5 marzo. E oggi in Corte d'Assise a Treviso il via al processo a carico dei responsabili della morte di un uomo che venne accoltellato in Viale 4 Novembre a Treviso. Gli imputati sono 3 kosovari accusati di questo delitto avvenuto nell'ottobre di 2 anni fa. In aula hanno ascoltato seduti, uno accanto all'altro, le eccezioni dei legali. È iniziato il processo a carico di Valmil Gashi, 32 anni, e dello zio Afrim Mangiuca, 51 anni. Un'udienza durante la quale sono state sollevate dai legali dei 2 imputati alcune eccezioni. Difficile, secondo l'avvocato Serpico, la reale ricostruzione dell'omicidio. È difficile la ricostruzione dell'omicidio perché ci sono diverse posizioni coinvolte e secondo il punto di vista della difesa il pubblico ministero non ha indicato in maniera corretta, completa e precisa il ruolo di ciascuno. Insomma, non sarebbero chiari i ruoli in quell'azione punitiva avvenuta lo scorso 12 ottobre davanti al bar La Musa in Viale 4 Novembre a Treviso. Una rissa scoppiata fra numerose persone terminata nell'omicidio di Ragip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara raggiunto da un fendente alla coscia che aveva reciso l'arteria femorale. Non solo, la vittima presentava anche un grave trauma cranico. Tutto questo sarebbe accaduto per il mancato pagamento di 500 euro. L'avvocato Fadalti, legale di Mangiuca, puntualizza. Tutta una serie di persone che sono qui indicate come testi in realtà avrebbero dovuto essere all'origine coindagate del reato di rissa e oggi coimputate del reato di rissa. Ciò comporta che la loro posizione processale e quella degli odierni accusati è ben diversa. Non solo, il legale in aula fa notare che il suo assistito non parlerebbe l'italiano. Con riguardo specifico al mio assistito denunciamo la mancata conoscenza e comprensione della lingua italiana e l'assenza di idonea traduzione in una lingua invece nota all'interessato. Immediata la risposta dell'avvocato che difende 9 delle persone offese, compresa la famiglia della vittima. Quella è l'eccezione che mi è piaciuta di più, nel senso che ha suscitato un po' di ilarità in me e forse anche in chi ascoltava, nel senso che si è scoperto oggi, cioè a processo iniziato, che il signor Mangiuca non conosce la lingua italiana, mentre ho potuto produrre degli atti, anche atti notarili, da cui si evinceva che il signor Mangiuca davanti al notaio parlava espressamente e tranquillamente e comprendeva la lingua italiana. Quindi mi sembra un'eccezione anche questa totalmente infondata. La prossima udienza è fissata per il 22 marzo. In regia per questa edizione di Focus TG Andrea Basso e Tony Esposito. Andiamo subito in diretta a Mestre per l'accoltellamento di un 20enne, è successo dal Parco Hayez, il ragazzo si trova in ospedale in gravissime condizioni. A te Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui al Parco Hayez di Mestre. Questo il punto dove ieri sera intorno alle 18 è avvenuto questo accoltellamento. Un accoltellamento avvenuto tra l'altro davanti ai bambini che erano qui con la propria famiglia e che ha avuto origine da una discussione. Sembra che un paio di persone avessero chiesto a questo ragazzo di 18 anni italiano di origine russa di dargli dei soldi al suo diniego. Loro hanno iniziato ad insistere, però lui diceva di non avere soldi con sé e quindi a quel punto l'hanno accoltellato proprio al centro del torace. Le sue condizioni sono gravissime, è ricoverato all'ospedale All'Angelo di Mestre, è stato operato immediatamente, ma la prognosi è riservatissima, questo secondo quanto riferisce il bollettino odierno dell'ULSS 3 Serenissima. Ci vorranno almeno tra le 24 e 48 ore prima di poter sciogliere
la prognosi e soprattutto di poter dire se sia fuori pericolo o meno. Era stato un passante a dare l'allarme, a chiamare gli agenti della polizia locale prima che avvenisse l'accoltellamento, perché aveva visto la malparata. Quindi poi quando è avvenuto l'accoltellamento in realtà sia gli agenti della polizia locale che poi anche l'ambulanza sono arrivati in tempi abbastanza celeri, solamente che il ragazzo aveva già perso moltissimo sangue, da qui la gravità delle sue condizioni. Su quanto accaduto sta indagando la squadra mobile della questura di Venezia. I due sarebbero fuggiti poi a bordo di un'opelastra che stanno cercando. Importante sarà anche quello che riveleranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Venezia posizionate proprio in alcuni punti qui del parco Hayez, come poi sappiamo anche in altri parchi della zona. Le immagini delle telecamere videosorveglianza sono importantissime, lo sono state come abbiamo visto anche nell'assalto armato di Cavallino Treporti, perché hanno permesso di trovare almeno uno dei banditi che quella notte hanno agito nella casa di Cavallino Treporti della famiglia Biondo. Quindi anche in questo caso si spera possano dare lo stesso risultato. Quello che però dicono sia i responsabili del parco, un parco proprio a misura di famiglia, come vi possiamo far vedere dalle immagini, è ben attrezzato con casette, con barbecue, con possibilità di giocare a calcio, a basket, anche a ping pong. È un parco che tutte le persone che siamo riuscite a sentire definiscono molto tranquillo e molto sicuro. Addirittura un residente ci ha detto: è il primo episodio del genere che sento in 40 anni che vivo qui. Allora sentiamo proprio quello che ci hanno detto sia uno dei responsabili del parco che un altro che se ne occupa nella manutenzione, più altre persone che siamo riusciti a fermare in questa giornata di pioggia. E io qui da Mestre nel frattempo restituisco la linea allo studio. Diciamo che la sicurezza non è da nessuna parte, però diciamo che come zona, io che abito qui da 40 anni, diciamo che questo qua è il primo caso, perché qui viviamo tranquillamente, diciamo non è che per retorica, ma viviamo tranquillamente. Diciamo che non sono episodi frequenti come in via Piave. Diciamo che questo qua è il primo che sento in 40 anni che abito qua. Sì, la zona è sicurissima, ho letto questa cosa così strana, perché il parco è sempre pieno di bambini, quindi non è un parco pericoloso, eccetera. È anche sempre sotto custodia perché ci sono delle persone adulte che lo seguono. È un parco abbastanza frequentato da famiglie qua della Cipressina, specialmente il fine settimana e durante la settimana da anziani, coi cani e tutto quanto. Quindi non è perché sia avvenuto sto fatto qua debba far pensare che questo è un parco mal frequentato da persone. Non so cosa sia successo ieri, però è un parco che è frequentato da famiglie, specialmente nei giochi e tutto quanto. In questo parco c'è come piazza, perché c'è persino non c'è piazza, qua vieni tutti famiglie, vieni tutti signori, signorine con bambini, io anche poco apri qua, piccolo bar, bevi qualcosa, mangia gelate, bambini, patatine, roba, però questo parco è molto tranquillo, c'è qualche 2 o 3 ragazzi che fa, minorenni no, che fa casino, però non degli italiani. Questi residenti di Mestre sull'accoltellamento della giovane al parco Hayez. Una notizia appena arrivata che riguarda la rapina alla casa, all'abitazione di Cavallino Treporti. È stato scarcerato con obbligo solo di presentazione, una decisione della magistratura, il fermato sospettato di aver fatto parte della banda che ha assaltato la casa della famiglia Biondo, e cioè il 55enne Sandro Levac. Sempre di sicurezza e sempre più spesso purtroppo parliamo di sicurezza e di violenza. Vediamo i titoli del giornale di Vicenza. Il giornale di Vicenza, ovviamente Vicenza è una delle città più colpite dalla criminalità. Ecco qua l'ultima notizia: spaccata in Riviera Berica, colpita un'erboristeria.
e poi filmato da una cittadina mentre forza una serranda, viene riconosciuto e denunciato. I cittadini fanno la loro parte, per fortuna. Rubò quasi 3.000 euro, individuato e portato in carcere. Infine i controlli di vicinato estesi a 4 quartieri, da Laghetto a Monte Berico, e ovviamente il sindaco Possamai, il questore, insomma, le forze dell'ordine stanno tentando di porre rimedio ad una situazione davvero drammatica e preoccupante. Andiamo a rivedere la scena davvero sconcertante, a dir poco, sconcertante, dell'aggressione, di quella che era stata un'aggressione di nomadi, di uomini, di un gruppo di nomadi ai danni del sindaco di Cairano San Marco. Vediamo il servizio con le immagini dell'aggressione. 11 agosto 2019, in queste immagini il pestaggio. Il sindaco di Cairano San Marco arriva con la sua auto, scende, prova a dialogare, ma la risposta è immediata. Il clima si surriscalda, nella piazzola si riunisce un gruppetto di persone, il primo cittadino continua a provare a parlare con loro. Sono andato lì con l'intento solo di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di polizia urbana. Non potevano stanziare in quell'area, ma le parole non servono. Sono momenti concitati. Un'auto fa manovra e se ne va. Il nervosismo è palpabile. Il sindaco rimane vicino alla sua auto. Alcuni corrono verso di lui con l'intento di intimorirlo. A quel punto Precoma fa qualche passo indietro, forse fa una chiamata, ed è in quel preciso momento che scatta il pestaggio. Un gruppetto gli si scaglia contro, il sindaco cerca di fuggire, lo prendono, lo picchiano, calci, pugni, lo spintonano tanto da farlo cadere. Il momento è drammatico. Ad agire sono più persone, ma a colpirlo uno che gli sferra un pugno e lo fa cadere nuovamente a terra. L'azione punitiva continua ancora per qualche istante, poi si allontanano lasciando il sindaco pestato a sangue a terra. A quel punto una seconda auto si allontana velocemente, rischiando di investire la vittima. Ho subito un'aggressione violenta che è riconosciuta da tutti, anche dal pubblico ministero, dal giudice stesso, e quindi sono stati condannati. Gianni Precoma torna in auto, fa manovra per andare via. I nomadi gli lanciano qualcosa contro l'auto. Poco dopo 2 macchine dei carabinieri arrivano davanti alla roulotte. Ieri la sentenza. Giuseppe Cari è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di carcere. Deve insegnare a queste persone qualcosa. Speriamo che questo anno e 6 mesi che passeranno in carcere servirà appunto anche da parte loro di fare riflessioni sul modo di comportarsi. Rimangono queste immagini di una violenza inaudita. Ieri è scoppiata una rissa davanti alle casse del supermercato del PAM di Piazza Borsa a Treviso, rissa tra clienti. Vediamo un video del Gazzettino. Ragazzi, manca solo quello. Io internamente come un cittadino per fare la spesa, facendo la spesa dietro la cassa, cavoli, trovo sto qua, mi gira, mi ha scurato i capelli e mi tira un pugno proprio. Io ho reagito perché non capivo niente, ero sotto shock, però il mio dovere è di proteggermi. Certo, e tu conoscevi quest'altro che ti ha colpito? Non sono uno neanche che frequenta questa zona e sono qua, sono di passaggio, mi trovo qua davanti, per fare la spesa sono stato aggredito. Farai denuncia ora? Sì, assolutamente. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin perché oggi è iniziato il processo per i tamponi rapidi. A te Valentina.
Sì, buongiorno direttore, siamo all'esterno del Tribunale di Padova dove si è conclusa da poco la prima udienza del processo che vede imputati l'ex direttore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli e l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato. Il caso è quello dei tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott utilizzati e acquistati dalla Regione Veneto per affrontare lo screening del Covid durante la seconda ondata della pandemia nell'autunno autunno e inverno 2020. L'indagine era partita dopo un esposto fatto dalla Guardia di Finanza del professor Andrea Crisanti. Sostanzialmente oggi gli avvocati della difesa del professor Rigoli e di Patrizia Simeonato hanno sollevato la questione di nullità del decreto che ha disposto il rinvio a giudizio per i due medici perché secondo appunto gli avvocati della difesa contiene la vecchia imputazione che era stata decisa e che poi invece era stata modificata nel corso delle due udienze preliminari che avevano mandato al processo Rigoli e la Simeonaggio, udienze che si erano svolte qui in tribunale a Padova nel dicembre 2022 e nel febbraio del 2023 che appunto avevano mandato a processo Rigoli e la Simeonaggio. Gli avvocati della difesa inoltre contestano e sollevano il dubbio sulla chiarezza degli accertamenti che il pubblico ministero contesta che Rigoli non abbia mai fatto. Si dice infatti che Rigoli non abbia fatto accertamenti tecnici scientifici senza però spiegare quali tipo di accertamenti. I tamponi Abbott, in una mail che viene contestata a Rigoli dell'agosto del 2020 in cui Rigoli scrive ad Azienda Zero che aveva verificato le caratteristiche del prodotto, questa mail viene contestata a Rigoli ma oggi gli avvocati della difesa ribadiscono che si trattava di prodotti targati CE IVD e quindi verificati dagli enti preposti. Al termine dell'udienza il giudice ha così deciso che di mandare tutto alla prossima udienza, quella del 21 marzo, in cui appunto il giudice deciderà se accogliere questi dubbi sollevati dagli avvocati della difesa e dunque rimandare gli atti in procura e disporre una nuova udienza preliminare che così dovrà nuovamente decidere se mandare a processo Rigoli e la Simeonato. Dunque tutto si conoscerà il 21 marzo con la prossima udienza del processo. Dal Tribunale di Padova è tutto, la linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentin, credo Andrea Benetti, l'operatore. Giorgio Palù, una notizia arrivata adesso, si è dimesso dalla presidenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA. Vi comunico, dopo un'attenta meditazione, ha scritto Palù, che la mancata sintonia col Ministro della Sanità e l'assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da presidente nominato di Alfa. Hic immediate le parole con cui Palù ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili dalla presidenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco in un messaggio rivolto ai consiglieri del CDA, ai direttori dell'ente regolatorio in occasione di una riunione informale, un messaggio che l'ADN Cronos ha potuto visionare. Recrimino, ha aggiunto Palù, la totale assenza di ascolto da parte del Ministro nelle scelte operate per AIFA. È uno dei passaggi, un ruolo importante di questo ricercatore veneto che quindi ha dato forfait. E la sanità è sempre punteggiata di problemi di non poco conto che riguardano soprattutto le visite specialistiche, i rinvii, i pazienti che chiedono di essere soccorsi e visitati, ma vediamo un caso proprio con le dichiarazioni che ha rilasciato un paziente a Bassano del Grappa, ad Alex Giuliano. Sentiamo. Vado dall'USL, che doveva quella essere, dove hai sempre pagato, in poche parole no. Ti trovi che a un certo punto posso dire, ti prendono per il culo. È una vergogna. Inizia così lo sfogo del signor Fiorenzo, 78 anni, proprio come iniziano le centinaia di segnalazioni legate a liste d'attesa e problemi nell'ULSS 7. C'è rabbia, c'è frustrazione, c'è preoccupazione perché i tempi della salute non possono adattarsi ai tempi di questa sanità. Il signor Fiorenzo ha un problema agli occhi, l'oculista gli ha prescritto dei controlli importanti ogni 3 mesi. Non rispettare queste tempistiche vuol dire peggiorare la situazione, vuol dire stare male, sempre di più.
Ho dovuto aspettare quasi un anno per avere un OCT, per portare al medico che me l'aveva ordinato lui. Poi un appuntamento a novembre dell'anno scorso, disdetto dal CUP perché il medico era malato. Lo chiamiamo appena possibile, non mi ha più chiamato. E allora il signor Fiorenzo fissa un altro appuntamento per il 6 febbraio di quest'anno. Ma guardate cosa succede. Al 4 di febbraio mi chiamano e mi dicono che è saltato tutto. E adesso cosa faccio? Se vuole io gli fisso un appuntamento per il 2026. Ma dove stiamo andando? E a un certo punto da chi ti salvi? Mi è venuto in mente, ho detto, chiamo Rete Veneta che forse è l'unica che ci può salvare. Senta, ma quando le hanno detto le spostiamo la visita fra 2 anni, al 2026, lei cosa ha detto? È una vergogna, non prendo neanche l'appuntamento. Da chi vado? Da chi vado? Vado da Bramessa? 2 anni di attesa per una visita, 2 anni di attesa per un signore di 78 anni. Basta questo per capire il perché del suo sfogo. È una vergogna. È una vergogna ed è una vergogna anche la strage nel mondo del lavoro, soprattutto nei cantieri edili. Se ne sta parlando molto della mancanza di sicurezza nei cantieri dopo quello che è successo a Firenze, con davvero una massa enorme di cemento che è crollata su degli operai che lavoravano in questo cantiere dell'Esselunga. Manifestazioni in tutta Italia, anche a Bassano del Grappa. Sentiamo Monica Smidler. Dopo la strage accaduta a Firenze con i morti sul lavoro, anche il Comitato Dignità e Lavoro scende in piazza qui a Bassano del Grappa. Con me c'è Luciano Orio che è portavoce del comitato. Insomma, basta morti sul lavoro, basta stragi sul lavoro. Ma sì, questo è quello che vorremmo tanto e auspichiamo che succeda, però non abbiamo questa percezione perché non ci sono assolutamente dei cambiamenti sia nella politica che nelle attenzioni sulle fabbriche che possano modificare questo problema. In realtà siamo di fronte a un'ecatombe, succedono 1400 morti in Italia come minimo perché non sappiamo quelli in nero. E quindi è evidente che siamo di fronte a cifre di tutto esagerate e che sono più alte in Europa. E quindi c'è un'anomalia italiana, evidentemente ha qualche significato e dovrebbe aspettare a chi di competenza andare a vedere qual è il problema. Per noi il problema è che in questo momento il lavoro non è assolutamente tutelato, non è tutelato perché non ci sono delle paghe sufficienti, non è tutelato perché non ci sono delle sicurezze sufficienti, non è tutelato in nessun caso perché non c'è un'assistenza sanitaria, perché non ci sono case, perché i soldi si mandano per la guerra piuttosto che per assistere i lavoratori. Senta, oggi è l'occasione anche per riaccendere i riflettori su una storia che è la storia di Mariano Bianchin, un operaio che è morto. Ci avviciniamo perché c'è il fratello Pietro, un operaio, vi dicevo, che è morto il 23 gennaio del 2016 schiacciato da una pressa in un'azienda metalmeccanica di Bassano del Grappa. C'è il signor Pietro che è qui a fianco alla foto di Mariano. Allora, ricordiamo che cosa è successo quel maledetto 23 gennaio del 2016. Si è presentato al lavoro alle 1, alle 1:40 è stato schiacciato da una pressa. E stava sotto per mettere a posto degli ispettori e aveva il collega, che era un giorno o due, un macedone mi sembra, perché è scappato, non c'è stati più buoni a trovarlo. E ha schiacciato il pulsante e lui era sotto dal ventre in su è stato. È ancora in corso, lo diciamo signor Pietro, il processo. Ci sono già stati dei condannati, ma insomma non si è ancora conclusa la parte giudiziaria. Infatti il prossimo lunedì 26 febbraio c'è una nuova udienza in tribunale a Vicenza.
Sì, speriamo che sia anche l'ultima. L'avvocato ha detto che forse è l'ultima, però bisogna vedere se gli imputati sono presenti. Come al solito a volte mancava o l'avvocato o l'imputato e il magistrato rimandava. Un familiare come vive una situazione di questo tipo? È dura perché eravamo una famiglia, senza mezzi termini eravamo una famiglia. Quando che, siccome siamo un po' uno qua, uno là, quando che si trovavano da lui, dopo mancanti i genitori, lui era il punto di riferimento come essere a casa con i genitori. Quindi insomma dopo la tragedia anche il dramma vissuto dalla famiglia, un dramma che non si è ancora chiuso dal punto di vista giudiziario perché sappiamo che insomma la vicenda è ancora aperta. Io saluto il signor Pietro Bianchin, Luciano Orio del Comitato Dignità e Lavoro. Da Bassano è tutto. Grazie molte a Monica Smiderle, sempre per chiedere una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. C'è stato un presidio davanti alla prefettura di Padova di CGIL e UIL. Presidio ieri sera davanti alla prefettura di Padova di CGIL e UIL dopo i morti nel cantiere Esselunga a Firenze. L'ennesima tragedia sul lavoro, hanno sottolineato i rappresentanti dei lavoratori che chiedono una revisione del sistema dei subappalti. Troppe le morti sul lavoro, il governo deve prendere in mano la situazione. Il governo debba intervenire in maniera radicale attraverso una politica di investimento sulla formazione in salute e sicurezza, attraverso l'assunzione adeguata di ispettori. 2000 ispettori non possono coprire tutto il territorio nazionale, insomma cose da fare ce ne sono molte, mettere mano ai decreti attuativi ancora del decreto legislativo 81 che mancano, insomma le cose da fare sono tante e sarebbe ora che cominciassero a farle. Il presidio è arrivato dopo una giornata che ha visto uno sciopero di 2 ore indetto dalle sigle sindacali proprio per sensibilizzare nei confronti di un tema che deve tornare al centro del dibattito politico. La tragedia di Firenze ha fatto emergere chiaramente tutte le distorsioni del sistema. Non vengono rispettati i contratti di lavoro, non viene fatta la formazione, c'è tanta precarietà, c'è tanta irregolarità, c'è tanta immersione, tanto lavoro nero, migranti irregolari. Ecco, tutto questo in un cantiere di un'azienda molto importante. Non si può più andare avanti così. Per la prima volta abbiamo proclamato uno sciopero nazionale sul tema della sicurezza che è riuscito. È ora di dire basta, è ora che tutto questo cambi, è ora che le leggi ci sono e si applichino, è ora che la vita delle persone venga rispettata. Affitti troppo alti, costi energetici alle stelle, quindi si stanno svuotando i centri cittadini. A Bassano del Grappa ha chiuso l'ultimo casoin di via Vittorelli. Continua il nostro viaggio nel centro storico di Bassano del Grappa per tenervi aggiornati su quello che sta succedendo, su quella che oggi sta diventando una vera e propria emergenza, cioè la chiusura dei negozi. Oggi siamo in via Vittorelli, al momento sono 5 i negozi chiusi, ma presto saranno 6. Venite con me. Lui è Francesco Latorre e questo è il suo negozio di via Vittorelli, l'ennesima attività che presto chiuderà i battenti nel centro di Bassano del Grappa. Quindi lei proprio ha deciso di chiudere? Sì, sto tirando gli ultimi conti e passata l'estate questa sarà la decisione. Una piccola bottega gastronomica, quella di Francesco, aperta con sacrifici 4 anni fa in era Covid, attività che assieme ad altre 5 della via non è riuscita a sopravvivere allo spopolamento del centro storico. Forse andrà sempre peggio, più che altro manca la gente che passeggia in centro, è quello, perché la massa porta qualcosa nei negozi, ma se non c'è più passeggio ne stanno risentendo anche i bar. Io ho colleghi qui vicino a me di bar, di caffè, di spritz che sono a metà degli incassi dell'anno scorso. Incassi dimezzati, spese raddoppiate e affitti sempre più cari, un'equazione che affonda l'economia soprattutto di prossimità, ma non solo. L'affondo decisivo nel caso dell'attività di Francesco, una richiesta negata dall'amministrazione comunale.
Di cosa avrebbe avuto bisogno per non chiudere? Io personalmente di un po' di suolo pubblico, di spazio dove fare la somministrazione del mio negozio, perché l'ho richiesta e per cose che adesso sono lunghe da spiegare non mi è stata concessa, e quindi magari aiutandomi con qualche tavolino fuori, somministrando i prodotti che io soltanto vendo in questo momento, forse questo mi avrebbe aiutato. Intervista di Sharon Di Carlo, e sentiremo altri negozianti, altre voci da Bassano del Grappa. Intanto manca poco e restiamo in zona la riapertura parziale della strada statale Valsugana, riapertura fissata per il 4 marzo, e nel frattempo rimane in vigore l'ordinanza del Comune di Valbrenta che regola il passaggio lungo la comunale in destra a Brenta, ma sono molti i disagi per chi vive lungo quella strada. Sentiamo ancora Bassano. Situazioni di questo tipo si ripetono ormai con troppa frequenza lungo la strada comunale in Valbrenta, nel tratto che funge da bypass della Valsugana dopo la chiusura al traffico a causa della frana. La strada è troppo stretta e quando passano camion, tir o corriere succede quello che hanno documentato anche i residenti di località Sasso Stefani. Nonostante l'ordinanza del 25 gennaio che consente il passaggio soltanto a determinate categorie di persone e mezzi, e nonostante i controlli, i momenti critici non mancano, con la viabilità che va in sofferenza. Per vedere un miglioramento lungo la vecchia provinciale in destra a Brenta si dovrà attendere il 4 marzo, data di riapertura parziale della strada statale 47 Valsugana. Per un ritorno alla normalità dovrà arrivare l'estate, ma per il sindaco Ferrazzoli guai a tornare come prima. Noi abbiamo due strozzature, una il semaforo di Carpanè, ma un'altra sarà nel momento in cui dalle 4 corsie si passa alle 2, perché ipotizzando lavori per 3 mesi, insomma, arriviamo quasi all'inizio dell'estate. Quindi non ci aspetta nulla di buono. Dal punto di vista nostro continueremo a mantenere le limitazioni, forse valuteremo anche di restringerle sulla destra Brenta. Molti hanno chiesto aperture, però tutto il peso è gravato sulle strade del Comune di Valbrenta e sui loro cittadini, quindi dobbiamo fare un punto della situazione e sul tavolo della politica, insomma, rappresentare a tutti, per quello che ho detto, che la questione è appena aperta, non è chiusa. Allora, torniamo a Preganziol da Daniela Sizia, dove un uomo si è barricato in casa tutta la notte tenendo in ostaggio la compagna, che poi è stata liberata da un intervento dei NOX. A te, Daniela. Ecco, direttore, dunque adesso è un po' più chiara la vicenda. Alle 10 è scattato l'allarme. A lanciare l'allarme ai carabinieri è stata la figlia della donna che diceva appunto ai carabinieri che la mamma si trovava in una situazione di pericolo dopo l'ennesima lite con il compagno con il quale lei convive da qualche tempo. Ci dicevano anche i residenti non da molto in questa palazzina. Si conoscono e non si conoscono, ci dicevano i residenti. Comunque è scattato l'allarme, i carabinieri sono arrivati qui e per tutta la notte sono rimasti in contatto con la donna, che era assolutamente terrorizzata, scrivendogli SMS, cercando di tranquillizzarla, cercando di farla stare più possibile tranquilla, fino a questa mattina, quando hanno chiesto alla donna di dire al compagno, al marito, di farla scendere come faceva ogni mattina per portare il cane giù. Il marito ha consentito, le ha portato via il cellulare, ma l'ha fatta scendere. Nel momento stesso in cui lei è scesa qui nel giardino dietro, allora il reparto speciale dei carabinieri è entrato, ha fatto irruzione, l'ha immobilizzato e lo ha arrestato per maltrattamenti e violenza privata. Poi ovviamente sarà da capire se scatterà anche il sequestro di persona, perché per tutta la notte l'ha tenuta dentro. Fra l'altro, proprio quando la figlia ha chiamato i carabinieri, ha anche detto che le aveva portato via proprio le chiavi della macchina e quindi non la faceva uscire di casa, non voleva che lei si allontanasse. La donna ha circa una cinquantina d'anni,
anni è straniera, mentre l'uomo, da quello che ci è stato detto, è un italiano di 55 anni che aveva ben 6 armi in casa, tra pistole e fucili, sembra d'uso sportivo, e come vi avevamo detto prima le armi sono state sequestrate dai carabinieri, sono state portate via. La donna adesso si trova in casa in stato di shock, e questo insomma è quanto è accaduto questa notte. E noi fra l'altro avevamo sentito proprio un cittadino, un ragazzo che si trova che vive proprio nell'appartamento lì in quelle palazzine bianche. Ci diceva che i carabinieri, che era uscito per portare una sua amica a casa, e i carabinieri lo hanno fatto rientrare in casa immediatamente, dicendo di chiudersi in casa e di non stare vicini alle finestre. Questo era proprio il senso del pericolo che c'era, perché la persona era andata assolutamente fuori di testa e non si sapeva se poteva uscire e iniziare a sparare, e quindi c'era un pericolo davvero per tutta la cittadinanza, tanto che, come vi avevo detto prima, la zona è stata completamente chiusa a tutti, nessuno poteva né entrare né uscire in questa zona. Hanno chiesto a tutte le persone di rimanere dentro casa. La gente qui ha poca voglia davvero di parlare, perché ci raccontano che comunque sono litigi che loro sentivano continui tra queste due persone, fino probabilmente ad una litigata che è nata proprio ieri sera, e per fortuna l'allarme lanciato dalla figlia immediatamente ai carabinieri, che sono arrivati qua alle 10. Alle 7 del mattino è stata liberata, grazie direttore, proprio al fatto che tramite SMS, messaggi, continuavano i carabinieri a parlare con questa signora, e con la scusa di portare giù il cane come ogni mattina sono riusciti a fare irruzione nella casa e garantire soprattutto l'incolumità della signora, e bloccare senza nessun ferito sia il compagno, che è stato portato nel carcere di Treviso, e liberare la donna da questa nottata, che è stata davvero una nottata da incubo. Grazie Daniela Sizia. Direttore, questo... Sì, prego. No, direttore, questo insomma è quello che al momento sappiamo. Qui davvero sono tutti sotto shock, anche insomma i cittadini, perché hanno vissuto una situazione davvero drammatica. Sempre molto frequenti, che poi purtroppo portano a conseguenze spesso tragiche. Non si è trattato in questo caso di un epilogo nel sangue, come siamo ormai abituati in tanti altri casi. Andiamo, grazie a Daniela Sizia da Preganziola. Dopo l'acquisto recente dell'emittente udinese Channel TV12 da parte del nostro editore, l'ingegner Filippo Iannacopoulos, si allarga l'orizzonte ovviamente della nostra informazione anche in Friuli Venezia Giulia. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia abbiamo già Tele4 a Trieste, adesso seguiamo anche la cronaca di Udine e di Pordenone. C'è stato un incidente grave con la morte di un ragazzo di 20 anni ed è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Udine un ragazzo che guidava l'auto che praticamente ha causato la morte del suo amico. Vediamo. Il figlio è amico intimo di mio figlio, no? E siamo scossi. È incredibile. Amico intimo di mio figlio, no? E anche lì siamo rimasti malissimo. Morire a 20 anni, porca puttana. Sgomento, stupore, anche tanta rabbia per una vita spezzata a soli 20 anni. Ora però c'è anche da fare chiarezza, e su questo fronte la Procura ha già indirizzato la sua attenzione, iscrivendo nel registro degli indagati per omicidio stradale il giovane ventenne alla guida della BMW finita nel canale Ledra, nella quale Matteo Pittana è andato incontro alla morte. L'indagato è di Osoppo, studente di ingegneria a Udine, mentre l'altro ragazzo era a sua volta un ventenne, ma di Trasaghis. Le forze dell'ordine continuano intanto ad adoperarsi per capire cosa è successo su via della Turbina, detta degli abitanti del posto, spesso utilizzata come scorciatoia per evitare eventuali controlli, e tanto dirà l'autopsia sul corpo di Matteo per capire se sia morto sul colpo o per annegamento. Peserà anche la testimonianza di Oreste Simeoni, che abita a 50 metri dal luogo dell'incidente e che nella notte incriminata, intorno all'1:30, era stato svegliato dai ragazzi usciti dall'abitacolo dopo l'incidente, pur venendo a conoscenza solo dopo di quanto era accaduto e della scomparsa di Matteo, con il quale spesso collaborava per la Sagra di San Pietro. Dalle parole del Simeoni si evince
convince come i due, in evidente stato di agitazione e confusione, non abbiano fatto riferimento al terzo occupante del veicolo e che si siano defilati all'eventualità di una chiamata ai carabinieri, e in tal caso si configurerebbe anche l'omissione di soccorso per i due ragazzi che sono stati ricoverati per accertamenti a Tolmezzo dopo che i carabinieri li avevano trovati in stato confusionale per strada più avanti. Per loro anche esami tossicologici e alcol test, dei quali i risultati non sono ancora stati resi noti. Provava a sciare con snowboard, era come un gatto veloce, svelto, di un modo impressionante. Siamo rimasti come cavolo, non si è venuto fuori, insomma, no? Era tipo un fenomeno, no? Con snowboard, come un gatto, cadeva e si rialzava in un momento, no? Non so come abbia fatto, ma vabbè. Sarà preso qualche botta, è rimasto lì perché di solito... Dubbi, interrogativi che si punta a diramare al più presto per fare chiarezza sulla morte di Matteo Pittana. Gemona piange, ma ora vuole anche giustizia, mentre i carabinieri di Tolmezzo continuano a relazionare. La procura di Udine, che da oggi ha iscritto dunque nel registro degli indagati l'amico di Matteo, il conducente della macchina nella quale ha vissuto gli ultimi atti della sua breve vita. E sconvolti ovviamente i compagni e i dirigenti del Gemona Basket. Il giorno dopo la morte di Matteo Pittana è un giorno di lutto per Gemona. Non serve annunciarlo, non servono le bandiere a mezz'asta o altro, ma la comunità è ancora sotto shock. Non c'è voglia di sorridere, ma il pensiero va solo alla scomparsa del ventenne disponibile e gentile a cui tutti volevano bene. C'è chi non dorme, chi non ha nemmeno il coraggio di avvicinarsi al luogo dell'incidente. Sono andata ad aprire un articolo su internet e purtroppo ho letto il nome di Matteo e mi è crollato tutto addosso. Sì, conosco la mamma e quindi insomma c'è stato tutto un insieme di cose che hanno un po' sconvolto tutto il gemonese, senza ombra di dubbio. Cioè, io da quello che sento è un pensiero costante ed è una cosa a cui non si riesce a non pensare in questo momento, soprattutto anche alla famiglia e a chi rimane. Su quel maledetto spigolo del guardrail è comparsa una scritta semplice con un cuoricino, ciao Pit, e la data del 18 febbraio. Poi rose, un cero e un via vai rispettoso di persone, curiosi e non, che non si danno pace. Vogliono capire. Una volta lì la dinamica dell'incidente è spaventosa, si intuisce il volo della vettura, anche se poi a vincere è il ricordo di Matteo. Ma un ragazzo sorridente, puntuale, di un'educazione assoluta. Il suo solito all'arrivo dell'allenamento, no? Il suo arrivederci era quello che ci ha sempre dato la possibilità di dire ci sono ragazzi buoni, ci sono ragazzi validi, sicuramente. Questa mattina l'aria che si è respirata a Gemona era un'aria abbastanza pesante e un episodio come questo sicuramente incide su quello che è la vita di tutte le famiglie. Non stiamo bene, non stiamo assolutamente bene e ci auguriamo che la famiglia possa avere la forza di affrontare questo momento così delicato, così importante, così decisivo. Torniamo in Veneto. Dopo 2 giorni di ricerche ancora non è stato trovato l'uomo che la notte tra lunedì e martedì si è gettato nelle acque del fiume Brenta a Vigonza per tentare di sfuggire ad un controllo della polizia stradale dopo essere stato sorpreso mentre tentava di compiere il furto su un mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno ripreso a scandagliare il tratto di fiume che si trova tra San Vito e il comune di Vigonza, dietro la zona industriale di via Parenzo. Questa mattina i sommozzatori sono tornati con la barca con il sonar in dotazione ai pompieri padovani per continuare la perlustrazione del fondale. La persona scomparsa pare fosse insieme ad un complice che invece è stato fermato dalla polizia stradale. Ancora una tentata truffa telefonica a Cittadella, questa volta però ai malviventi è andata male. Nuova tentata truffa del finto avvocato nell'Alta Padovana, questa volta però è stata sventata. A mettere in guardia la cittadinanza è l'ex assessore di Cittadella Giorgio Milani, che sui social avverte: una mia conoscente che vive nella città murata è stata contattata al cellulare da presunti carabinieri che anticipavano una chiamata di un avvocato perché il figlio aveva causato un incidente stradale.
La chiamata del fantomatico avvocato è arrivata e chiedeva un importo di più di 5.000 euro per evitare al figlio il carcere. Il conoscente di Milani ha però capito e ha minacciato di chiamare i carabinieri, quelli veri. I truffatori hanno quindi interrotto le telefonate. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi parleremo di animazione, un'azienda che ha conquistato il mondo, il gruppo Alcuni, e avremo qui in studio Francesco Manfio, il produttore. Tra pochissimo state con noi. Manfio del gruppo Alcuni, buongiorno Manfio, buongiorno. Ben arrivato. Qui parliamo di animazione, parliamo di un'azienda, la vostra azienda, il gruppo Alcuni, che ha conquistato il mondo con delle produzioni che vengono mandate in onda da grandi televisioni di tutta Europa e non solo, anche in tanti paesi, negli Stati Uniti, in Asia. Vedremo anche la vostra storia, vedremo anche alcune di queste produzioni. Vi sarà consegnato il Totila d'Oro, tra l'altro. Sì, dopodomani, non so neanche se si possa dire. No, certo. Dopodomani ci sarà, insomma, è un grande piacere, perché insomma, anche se non ci sentiamo questi trevigiani illustri, però viene dato i trevigiani illustri, insomma, allineiamoci ad essere anche noi, con piacere. No, e poi c'è anche una notizia importante che riguarda Treviso Cultura, no? Sì, beh, insomma, è chiaro che tutti noi speriamo che Treviso venga scelta come capitale della cultura nel 2026. Fra 2 settimane ci sarà appunto la presentazione e il Comune di Treviso ci ha chiesto di realizzare uno spot che, se vuoi, ti racconto, ma non posso anticipare troppo, però è molto carino perché è la storia di una bambina che si addormenta, sta sognando e sogna di cambiare la città con l'aiuto dei nostri cartoni animati. Quindi vedremo i nostri cartoni animati in giro per la città di Treviso ad aiutarla a trasformare Treviso in una città ancora più dedicata alla cultura. C'è anche, tra l'altro, un video dell'Università del Texas, che racconta la vostra storia. Lo vediamo? Vediamo, con piacere. Siblings is a powerful experience, one that shapes the way that we see life. Getting along is never easy. It is one of those lifelong lessons where you never stop learning. Siblings who can see past their differences and find alignment can achieve amazing things. When their love for each other is true and real strong, everyone who is around them gets infected with it. This is a story about those kind of siblings, 2 brothers who learn to work together and tell stories using multiple media to uplift, educate and entertain children. Abbiamo cominciato a Treviso, abbiamo fatto le prime cose a Treviso e poi abbiamo pensato che fosse necessario in qualche modo fare un salto per cominciare ad occuparci non solo del medium teatrale, ma televisivo, giornali, editoria, film e cartoni animati. Se vogliamo far sì che il nostro lavoro sia in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze formative, l'unica possibilità era quella di occuparci a 360 gradi del mondo, per esempio in questo caso dei bambini. Voler fare un percorso educativo senza porsi in relazione con gli altri media che intervengono nel rapporto educativo è come fare la guerra contro i carri armati con le frecce. Founded by the Manfio brothers, Alcuni Group has become a content powerhouse that develops multiple franchises and exports them to different countries around the world. As good Italians, they pay great attention to detail, crafting media that maximize new technologies but that feels wholesome, as if it was made by a passionate family, where everyone cares for one another. A family with a seemingly ever-flowing well of imagination. Finalmente siamo arrivati al Parco degli Alberi Parlanti. Noi una quindicina di anni fa abbiamo visto questo posto talmente bello che abbiamo detto non può essere abbandonato. E quindi abbiamo deciso di aprire questo parco gratuito in cui tutti possono venire, dove si fanno gli spettacoli teatrali, dove si vivono queste avventure con i nostri cartoni animati. What sets Alcuni apart from other studios is their constant connection with their audience. Both Manfio brothers still perform in front of children all the time. It is an honest connection,
where artists and kids grow together. Tantissime persone che fanno cartoni animati, scrivono storie per ragazzi, scrivono film per i ragazzi, fumetti, in realtà al di là dei loro figli non hanno un rapporto quotidiano con centinaia e centinaia di ragazzini. Ecco, credo che questa sia la caratteristica fondante del nostro lavoro. Noi una volta che abbiamo un'idea, la prima cosa che facciamo la confrontiamo con i ragazzi. In a world where children are constantly bombarded with violent, overstimulated entertainment, the wholesome work of Alcuni is needed yet highly challenging. Capturing the imagination of children with educational content is hard. Fortunately, the Manfield brothers remain committed. Noi si sta facendo una battaglia che ci interessa personalmente, poi se non ci riusciamo, vabbè, qualcuno ci domanderà conto, in ogni caso noi ci siamo. Allora, questo era un video dell'Università del Texas, in attesa che Treviso diventi capitale della cultura. Insomma, Treviso con voi sta conquistando. Ma sì, come dicevamo, poi tra l'altro è stato molto divertente perché insomma ci chiamano dal Texas dicendo vorremmo venire a fare un grande reportage come università su di voi. Cioè, io pensavo, sai, di solito quando succedono queste cose uno pensa che sia uno scherzo. Poi dice no, guarda, noi abbiamo l'aereo dopodomani, arriviamo da voi, e quindi è stato bellissimo. Abbiamo passato 3-4 giorni con questi ricercatori di un'università a raccontare un po' la nostra concezione del teatro, della televisione, del fumetto per bambini. Quindi questo è un po' il quadro. Dal punto di vista invece più generale ti dico che siamo veramente molto contenti perché le storie partono da Treviso, in realtà è proprio vero, cioè non è una frase fatta, noi partiamo da Treviso e andiamo nel mondo, no, perché le storie che raccontiamo sono storie veramente che nascono da qui, cioè i mini cuccioli, lo sanno i trevisani, forse fuori di Treviso non si sa, ma vivono davvero nel parco degli alberi parlanti. Se tu vai nel parco degli alberi parlanti trovi gli ambienti che poi vedrai in televisione, solo che questo è il vederli nel nostro parco lo vedono, non so, 60-70 mila bambini all'anno, e invece sono milioni e milioni di bambini che in tutto il mondo vedono in realtà Treviso attraverso i mini cuccioli. Ecco, per quei pochi che non conoscono i mini cuccioli, facciamo vedere la clip in regia con Andrea Basso e Tony Esposito. Grazie. Stanno arrivando i nostri nuovi amici! Evviva! Evviva! Buongiorno a tutti! Maestra Adele, ai minicuccioli piacerebbe imparare un gioco preistorico. Che coincidenza! Stavamo proprio per iniziare una partita di tiro al menhir. Vi spiego come si gioca. Quello è il campo da gioco. Ai due lati corti ci sono due grandi massi chiamati menhir. Passami il cerchio, Dentino. Bisogna fare in modo che il cerchio entri sul menhir. Vince chi segna 4 punti. Tutto chiaro? Sì! Holly sarà la capitana della nostra squadra. E Smilla della nostra. Non capisco proprio perché Dentino si sia fermato. Poteva continuare, segnare il punto e vincere. Capisco bene il vostro stupore, ma i dino cuccioli sanno che l'importante non è vincere, ma come si vince. Ora venite, c'è una buona merenda per ognuno di voi. 3, 2, 1, via! Oh no, la fragolina di Bernoccolo! E questi sono i mini cuccioli, ma è vero che in tanti paesi, per esempio la Germania, prima dei telegiornali o subito dopo i telegiornali vanno in onda questi cartoni animati? Sì, infatti, insomma, mi chiama un amico tedesco e dice ti faccio sentire, ed erano le 20:30 tramite WhatsApp, e mi fa vedere i suoi bambini che stanno ballando alle 20:30, cioè in realtà in prime time, cosa che in Italia non succede, di fronte a Leonardo da Vinci. Ed è una cosa veramente straordinaria, ma ti dico, la cosa bella per una piccola azienda, perché sai, tu dici i grandi alcuni, sì vabbè, ma noi siamo una centinaia di persone che cercano di fare del loro meglio contro dei colossi mondiali che sono 10.000, 20.000 persone, che non cito, ma è facile sapere quali siano i nostri concorrenti. E quindi vincere qualche piccola battaglia in giro per il mondo è straordinario, cioè sapere che, non so, ti arriva gli ascolti di Kika, la televisione pubblica tedesca, con sei al primo posto. Beh, insomma, dai, è una bella soddisfazione. O, non so, la televisione dei paesi arabi,
paesi nordici, la Spagna, eccetera, cioè è veramente molto molto piacevole. Insomma, siamo dei piccoli granellini che ogni tanto riescono a bloccare un ingranaggio molto più grosso del loro, per cui prime time televisione tedesca è un grande successo, ma lo stesso sta succedendo in Italia, veramente in tutto il mondo. La cosa bella è un po' difficile entrare in queste grandi televisioni, insomma, come sai bene. Una volta che sei entrato, quando vanno in onda? Se noi siamo in onda non dico che siamo sicuri, ma siamo abbastanza tranquilli per il successo della serie. Quindi Leonardo sicuramente, Minicuccioli e poi insomma, se vuoi chiedermi cosa abbiamo in cantiere, io sono qua. Allora, prima vediamo Leo da Vinci, sempre per quei pochi che non l'abbiano già visto, vediamo. È strano che Leo e Lollo non siano ancora arrivati. Di solito... Eccoci qui, veloci come un lampo. Sì, e delicati come un tuono. Lorenzo, di che cosa volevi parlarci? Di questo. È un libro che ti chiedo di leggere con moltissima attenzione. Per favore, cercate di farmi avere notizie al più presto del preziosissimo rubino di cui parla. L'Oriente ha sempre esercitato un fascino enorme su di me. In fin dei conti, lo sapete, la storia del mondo comincia da dove nasce il sole. Ed ecco che una giornata qualunque diventa l'inizio di un'avventura. Leo non aspettava altro, ma non è l'unico a volersi imbarcare in una grande impresa. E qui Leonardo cerca di trovare il rubino che c'è nella storia di Marco Polo, no? Sì, beh, allora, io nel migliore di Marco Polo. Consiglio ai tuoi telespettatori di leggersi il migliore di Marco Polo. È un libro straordinario che racconta delle cose bellissime, folli, cose vere mischiate a delle cose assolutamente inconcepibili. Cioè. Però la cosa è una storia veramente bellissima. A noi è piaciuto moltissimo leggerla, in particolare questa storia di questo rubino grande, insomma, enorme, che Marco Polo racconta di aver trovato nel regno di Ceylan. Diceva, dai, vuoi che Lorenzo il Magnifico non avesse voglia, essendo un grande collezionista di pietre preziose, di trovare questo preziosissimo rubino. E a chi può chiedere di andarlo a cercare se non al nostro Leonardo da Vinci? Ed è questa la grande diversità rispetto alla prima serie. Non sono più solo a Firenze, ma fanno un viaggio, un giro per l'Europa. Qui ovviamente perché i nostri amici tedeschi ci hanno detto, ma Leonardo, secondo voi è mai passato per la Germania? Probabilmente ci è andato, perché nel percorso che fa per arrivare poi ad Amboise probabilmente passa anche per la Germania, e quindi in realtà questo lungo viaggio in Europa per trovare questo rubino. Non chiedermi se lo trovano, perché altrimenti perdiamo la sorpresa. Senta Mafio, dal 9 al 15 giugno il Festival di Annecy, no? Che mi pare che sia una degli eventi più importanti per il vostro settore. Sì, beh, guarda, allora noi ormai dico, beh, insomma, come diceva Gianni Brera, diceva che piuttosto che lavorare è meglio fare queste cose qua che ci piacciono. Quindi però il lavoro è molto molto intenso, facciamo tutti i mercati del mondo, fra poco siamo a Hong Kong, sicuramente saremo a Cannes e poi al MIFA di Annecy ci sarà la presentazione di The Black Diamond Race, che è una follia. Cioè, voglio dire, noi cerchiamo di fare delle cose simpatiche, intelligenti, brillanti. Ogni tanto, insomma, credo che un'azienda che voglia conquistare dei mercati diversi abbia anche bisogno di quello spirito strano. Quindi, The Black Diamond Race che cos'è? Sono 9 episodi da 45 minuti ciascuno. Se uno sa cosa vuol dire fare animazione, è una follia. Sono 9 film, 9 lungometraggi, che sono ambientati una parte in Europa e una parte in India. Perché? Perché in un incontro con i nostri del Ministero e con il Ministero indiano succedeva che ci sono delle storie nate in Europa che sono fatte in parte in India, ma sono storie europee, o storie qualche volta indiane fatte in Europa, ma insomma alla fine non c'è uno scambio insomma, poi Bollywood arriva, ma non è, insomma, io penso che tu sia una persona estremamente colta, ma se io ti chiedessi 3 titoli di un film di Bollywood, ho paura che avresti qualche difficoltà. Quindi una storia che si svolge per i primi 4 episodi in Europa, bellissima, e la seconda per gli altri 5 in India, quindi davvero un bridge, un ponte fra due culture che sarebbe bello che si amassero e cominciassero a essere condivise. La cosa ovviamente dal punto di vista, chiamiamolo più, di azienda è vediamo se riusciamo ad entrare in maniera massiccia in un mercato di miliardi di telespettatori potenziali. Infatti è davvero un'opera ammirevole in un momento in cui i ragazzi sono così nelle grinfie dei social, ci sono situazioni che spesso purtroppo
raccontiamo conseguenze gravissime anche di un uso non appropriato della rete. Vediamo un altro clip, questo riguarda le 4 stagioni. Benvenuti a tutti quanti! Non c'è che dire, siete tanti, siete tanti, e se non avete nulla da obiettare, una bella storia vi vorrei narrare. Qui non ci sono né re né principesse, né streghe cattive sono ammesse, Qui il tempo scorre in modo strano e le stagioni passano la mano. Primavera, estate, autunno, inverno, una dopo l'altra si rincorrono in eterno. Siamo in un circo, ci sono i musicisti, ci sono saltimbanchi, acrobati, equilibristi e poi c'è il padrone, che è il capo assoluto, il signor Baffoni. No! No, no. Non c'è spazio per corcheggi e canzoni qui nel mio circo, il circo Baffoni. Signori, mi presento. Signori! Signori, mi presento. Io sono Baffoni. Insomma, anche il teatro, perché da teatro poi il gruppo Alcuni era partito, Sì, no? sì, tanti anni fa. Siamo partiti, ogni tanto abbiamo piacere di tornarci, sempre è più difficile per i 1000 impegni che abbiamo, ma come dicevo, far teatro ti permette di rapportarti davvero con i bambini veri, non quelli che immagini di là dello schermo. E parlare di bambini veri vuol dire capire anche se una cosa non funziona. Se tu fai una cosa in teatro e capisci che i bambini vanno via, si distraggono, eccetera, hai capito che non stai facendo una cosa particolarmente buona. Questo ti serve per scrivere televisione in maniera un po' diversa. Su The Black Diamond Race, lo devo dire ai nostri amici veneti che ci ascoltano, è ambientato nel 1929, c'è una bellissima parte che si svolge a Treviso di questa grande produzione in cui i protagonisti incontrano Omobono Tenni, 18enne, che gli spiega come fare delle cose, per cui anche questo di poi andarci a cercare la storia, i nostri grandi personaggi della storia veneta del nostro territorio, credo che sia un'altra cosa che ci piace molto fare. Cos'altro avete in cantiere? Perché sai, come ti dicevo, bisogna muoversi bene. Una serie sulla scienza è un'idea che è nata con gli amici del Muse, questo grande museo di Trento, con Renzo Piano che il museo ha costruito, quindi è una coproduzione RAI, Gruppo Alcuni, Muse, Fondazione di Renzo Piano, in cui raccontiamo la scienza ai bambini e ai ragazzini, in maniera però molto molto diversa dal solito, perché c'è una scienziata che vuole entrare in una porta, non in un metaverso, in una porta spazio-tempo, cioè vedere se riesce a viaggiare dal passato al futuro. Entra, purtroppo c'è un grande temporale, la potenza della macchina viene amplificata e lei rimane bloccata in questo spazio e non sa come fare. Per fortuna il suo aiutante, che sta per entrare, riesce a fermarsi in tempo, ma viene trasformato in un pennuto, in un turaco. Non sa che fare, fa a cercare, chiede ai ragazzi, quindi 2 ragazzi, una ragazzina e un ragazzino di 16 anni, e chiede di aiutarli. Anche loro entreranno in questa spolta spazio-tempo per salvare la Teodori. Si comincia 66 milioni di anni fa, il titolo è Gateway 66. La porta, perché tutti noi sappiamo che più o meno 66 milioni di anni fa è caduto il meteorite che ha fatto estinguere i grandi dinosauri, eccetera. E quindi da là al futuro cercano disperatamente di trovare la Teodori. Come finirà? Che poi non posso dirtelo. Ecco, comunque vediamo, ce l'abbiamo, Gateway 66. Questa è anteprima mondiale per te. Grazie. Potrebbe essere pericoloso. Allinea il visore con il portale e controlla quello che sai.
quelli che sono nella stanza vengono proiettati in un luogo sconosciuto. Anche Drago è con loro. Oh? Non capisco, ma che cosa ci è successo? Forse siamo finiti in un metaverso. No. Ho chiesto ad Anna il vostro aiuto per salvare la professoressa Teodora Teodori. Vi ho fatto attraversare una porta spazio-tempo all'interno della quale lei si è persa. Oh? Ne aveva parlato tanto di questa idea. Ma un momento, guardate laggiù! Cretacico, 66 milioni di anni fa. Via, via! Gateway 66, torniamo tra poco con Francesco Manfio. Intanto un aggiornamento di cronaca, ci collegheremo con Daniela Sizia per la donna tenuta in ostaggio questa notte a Preganziol. Ci sono delle novità ed è stato trovato morto, è stato trovato il corpo dell'uomo che si era buttato nel Brenta l'altro ieri per sfuggire ad un controllo della polizia. Pubblicità, a tra poco. Torniamo in diretta a Preganziol da Daniela Sizia. Ci sono novità sul sequestro di una donna tenuta in ostaggio tutta la notte dal compagno, è liberata stamattina dai NOx. A te Daniela. Direttore, siamo ancora qui a Preganziol, vi faccio vedere l'appartamento, è quello lì al secondo piano dove c'è la tendina alla finestra. Fra l'altro in questo momento stanno arrivando ancora i carabinieri, è un via vai di persone che vanno e vengono, persone che vengono anche sentite ora proprio dai carabinieri perché appunto per ricostruire quella che è la vicenda insomma di questa signora, litigi che sono stati sentiti più volte, e abbiamo sentito anche un ragazzo che ieri sera doveva uscire per portare l'amica, la compagna a prendere la macchina nel parcheggio qua vicino ed è stato letteralmente bloccato dai carabinieri, bloccato, e gli hanno chiesto di tornare in casa. Sentiamo l'intervista. Allora, ieri sera io con un'amica dovevo accompagnarla alla sua macchina lì e purtroppo ci hanno bloccato proprio qui le forze dell'ordine dicendoci che non potevamo raggiungere la vettura perché c'era uno stato di emergenza e dovevamo tornare in casa e chiuderci in casa e stare distanti dalle finestre. E basta, so tutto quello che so è questo. Quindi siete rimasti barricati in casa? Sì, siamo rimasti chiusi in casa fino alle 2:30 della mattina più o meno, che lei ha potuto tornare giù scortata fino alla macchina perché aveva la macchina parcheggiata lì e è stata accompagnata alla macchina e poi ha potuto uscire per le vie laterali, insomma. Avete preso paura anche? Un pochino, non sapevamo niente, quindi abbiamo visto tutte queste forze dell'ordine in parcheggio, ci siamo fatti 2 domande, insomma non sapevamo come reagire. E ha saputo dopo cos'è accaduto? Ho letto poco fa sul telefono tramite i social che appunto c'è stato questo litigio, però non sapevo niente. Questa mattina prima di recarmi al lavoro ho visto appunto che scendevano con una persona incappucciata e ho visto che lo caricavano in macchina e poi non so niente altro. Direttore, l'uomo è accusato di violenza privata e di maltrattamenti. Ovviamente si valuterà per il sequestro e, come vi avevo detto prima, è stato davvero possibile la liberazione proprio perché è stata convinta a scendere tramite un SMS che lei mandava ai carabinieri per dire quello che stava accadendo, cellulare che aveva in mano. Quando è scesa il cellulare l'uomo gliel'aveva tolto, ma quando lei è uscita da qui immediatamente è stata portata in salvo dai carabinieri e subito dopo c'è stata l'irruzione nell'abitazione. Da Preganziol davvero tutto. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia. Siamo passati dall'animazione a una brutta realtà che purtroppo Francesco Manfio raccontiamo tutti i giorni, no? Queste sono le scene, le immagini che siamo costretti a far vedere.
Il premio Totila quando ve lo consegnerà? Dopodomani, sabato mattino, a Santa Caterina. A Santa Caterina, a Treviso, quindi verremo, sì, assolutamente. Verremo a seguire questo grande riconoscimento con un'azienda che davvero ha raggiunto dei traguardi straordinari e che si batte così, come Davide contro Golia. Sì, contro i colossi, quindi ovviamente quando vinci hai una grande soddisfazione perché è come colpire col sassolino il gigante. No, ma davvero stiamo qualche battaglia la vinciamo, insomma vediamo anche di proporre però delle cose importanti. Questo non è solo una competizione per la competizione, ma cercare di vincere con i prodotti che raccontino la storia, la cultura dei nostri territori, lo facciano in maniera intelligente e che questo porti la cultura italiana nel mondo, che mi sembra questo che poi è quello che noi cerchiamo di fare. Assolutamente, grazie, complimenti. A Francesco Manfio del Gruppo Alcuni, grazie ai nostri registi Andrea Basso, Tony Esposito. Stasera ci vediamo a Focus alle 21:15 e vi auguriamo una buona giornata. Arrivederci.